Buonasera a tutti, scusate per l'attesa. Vi presento uno spettacolo in forma New Age. Si sente bene? Benissimo. Ok. Perfetto. Vi presento le mie musiche composte da me. Quello che sentirete oggi sarà un viaggio sonoro musicale che vi porterà a farvi conoscere anche non soltanto quello che sono le Leonidas, ma bensì anche tanti strumenti che vengono da ogni parte del mondo. Questo significa che, come vedete dietro, abbiamo un bellissimo nuraghe. Come strutture così antiche e importanti ci sono anche nel mondo che hanno una storia così importante e antica. E lo stesso vale per quanto concerne la musica. La musica è un insieme di pensiero che l'uomo stesso con la sua ricerca sviluppa. E in questa sua ricerca sviluppa poi i suoi strumenti, questi strumenti musicali che fanno parlare della loro cultura, della loro nazione. Molti strumenti che vi presenterò fanno parte di un mondo tradizionale che poi viene ampliato verso una musica colta, infatti molti di essi vengono utilizzati in orchestra. Quello che farò oggi, vi presenterò le Leonidas non come siete abituati a sentirle, ma bensì come concezioni di strumento musicale. Quindi se voi immaginate le Leonidas come musica sarda, oggi non sarà quello che voi immaginate, ma bensì sarà semplicemente uno strumento musicale che io cerco di far capire che non è uno strumento da tradizione, ma bensì è uno strumento musicale che merita di far parlare non soltanto come strumento musicale, ma far parlare anche di una Sardegna che è quella che è oggi, quella che i nostri avi hanno fatto sì che questa Sardegna possa essere sempre migliore, e lo strumento non è altro che l'evoluzione di questo tempo. Quindi incominciamo da qua, proprio dalla nostra terra, per poi immergerci in quello che è il mondo. Grazie.
Ora ci spostiamo verso Quello schiarisco. la Tunisia, il Marocco, l'Algeria e anche un po' l'Egitto. Questo è uno strumento che è un cugino delle launedda, si chiama Mijwitz. È sempre fatto in canna, sempre con le ance semplici, soltanto che ha la particolarità che questo strumento sono due canne doppie con le stesse note, quindi suonano all'unisono e soprattutto nelle popolazioni anche berbere viene utilizzato con grande maestria e poi si trovano anche poi nelle composizioni e nelle colonne sonore appunto della musica New Age.
Andiamo sempre nel mondo arabo, un altro strumento particolare si chiama zurna. La zurna è uno strumento della famiglia degli oboi che, grazie alla famosa ancia doppia, questo suono un po' particolare, stridilo, fa proprio pensare al mondo arabo. Infatti lo si trova in quasi tutta la parte del mondo arabo, partendo dal Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e quant'altro.
Bravo. Questa è una cornamusa che viene dalla Spagna. Farò un po' più celere prima che il buio assalga sempre di più. Per adesso ringrazio Patrizia e il Comune di Quarto per avermi coinvolto in questa manifestazione di storia, di archeologia, di cultura. Grazie a Trusannos. Ora ritorniamo in Sardegna, altri 2 brani e poi ci salutiamo. Grazie. Non lascio la luce accesa. No. Vabbè.
grazie all'amministrazione comunale per averci regalato questa giornata di bellezza in compagnia del musicista Nicola Agus. Bravo! Grazie particolari all'assessore Baire, che devo dire in pochi giorni e con una forza di volontà enorme ha voluto organizzare questa manifestazione come inizio di una serie di manifestazioni che si terranno quest'estate, e abbiamo voluto inaugurare il Nuraghe Diana in musica con Nicola Agus perché io lo reputo un talento sardo, quindi seguitelo.
Grazie.